le congratulazioni, in bocca al lupo, perché è stato da poco nominato vicepresidente dei 5 Stelle. Stefano Patuanelli, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, vengo da lei, Patuanelli. Rispetto alle indiscrezioni che abbiamo, perché ovviamente ancora non abbiamo il testo, dice Romeo, sicuramente vorremmo un dialogo con la maggioranza. C'è qualcosa che probabilmente anche nell'opposizione, immagino, vi faccia piacere, il fatto che se non si arriva al 40% c'è il ballottaggio, una cosa che avete sempre chiesto, diciamo un secondo turno, però le vorrei fare con lei una riflessione. Nel momento in cui si dà un premio di maggioranza che è sui seggi, per cui 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, mettiamo che la coalizione che vince prende il 44%, che è possibile allo stato attuale, quindi già ha un numero di seggi importanti, poi alla Camera se ne aggiungono altri 70, non sono pochi? No, con quelle percentuali la maggioranza arriverebbe ad avere più o meno il 52% dei seggi, facendo un calcolo matematico, adesso non ho fatto il calcolo preciso, ma più o meno così. Quindi è un premio di maggioranza, da quanto capiamo, perché io... come noi, non l'abbiamo, nessuno ancora l'ha letto. Non conosce i dettagli, il capogruppo Romeo, figuriamoci se li conosco io, però diciamo, se questo è l'impianto, c'è questa novità di un premio a seggi, diciamo. Sì, a seggi e non a percentuale, quindi ha effetti diversi a seconda della percentuale che viene fatta nella parte proporzionale. Noi, come noto, preferiamo una legge proporzionale con una soglia di sbarramento abbastanza alta. Sul tema delle preferenze capisco le considerazioni fatte dal collega Romeo, però alla fine secondo me prevale sempre il principio che quando a scegliere in democrazia è il paese e sono i cittadini, forse quella è la strada giusta, quindi credo che poi, senza ipocrisie, è chiaro che è una comodità un po' per le segreterie dei partiti, no? Avere un sistema con liste bloccate, perché è chiaro è una selezione dall'alto di una classe dirigente e quindi fa comodo alle forze politiche, non è inutile girarci attorno, però io credo invece che le preferenze, pur essendo una forza politica che dalle preferenze probabilmente è danneggiata, perché non abbiamo mai avuto storicamente grandi campioni di preferenza, non siamo mai stati scottati come la Lega con Vannacci, ecco, con le preferenze, però io ritengo comunque che dare la parola ai cittadini significa anche poter scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. Sul tema del premio di maggioranza, peraltro, bisognerà capire come viene messo in campo in Senato, perché il Senato è eletto su base regionale, diverso, e avere un sì. listino fisso, bisogna capire come scattano i seggi, come scatta il premio, Sì. su quale distribuzione. Parrebbe su base nazionale il listino fisso, anche questo ovviamente immagino che insomma non sia piacevole, non sia proprio quello che la Lega potrebbe avere un profilo di costituzionalità, no? Però, non lo so, prima bisognerebbe vederla, insomma, sì, questa norma, poi dopo eventualmente entrare in quelli che sono alcuni esperti che possono darci qualche elemento in più. E rimango con lei, Patuanelli, già la possiamo capire. Allora, nel momento in cui questa riforma elettorale passasse, ricordiamo che Giorgia Meloni nella sua conferenza stampa di inizio anno ha detto che sicuramente ci sarà il dialogo con la maggioranza, ma che se fosse necessario, cioè con l'opposizione, ma che se fosse necessario sarebbe comunque approvata la maggioranza, quindi insomma Fratelli d'Italia, il governo sembra molto determinato a farla passare. Se questa legge passasse, ancora di più vi obbligherebbe, come dire, a fare una scelta di coalizione continuativa, perché ovviamente per arrivare al 40% bisogna, no, che si stia insieme nell'opposizione, e c'è anche l'indicazione del nome del premier, del potenziale premier, nel programma. Ricordiamo sempre che da Costituzione ancora lo sceglie Mattarella il premier, però comunque sia, insomma, c'è questo tipo di indicazione, è già successo in passato. A quel punto, ovviamente, nella vostra coalizione immagino che si aprirà una discussione e diventa complicato aspettare il partito che prende più voti, perché se bisogna indicarlo prima non si può ragionare da questo punto di vista. Come sceglierlo? Beh, intanto non c'è un obbligo di coalizione, c'è un obbligo ad impegnarsi per arrivare a una coalizione che abbia un progetto chiaro. Guarda, mi sembra di aver capito che questa legge viene chiamata... Stabilicum. Ecco, io penso che la stabilità non è data mai dalla legge elettorale. La stabilità è data da coalizioni che hanno un perimetro di gioco comune, che hanno le loro identità, le loro storie, le loro peculiarità, ma che trovano una sintesi di programma che convince gli elettori a votare quella coalizione. E perché sia credibile questa proposta serve coesione sui temi che si pongono ai cittadini. E secondo me questa è la prima cosa che il Movimento 5 Stelle, assieme al Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, soprattutto con queste due forze politiche, dovrà provare a fare. Dovremo cercare quali sono i punti più importanti delle
di queste forze politiche e capire se si possono intrecciare e possono essere condivisi dagli altri, perché dire facciamo la coalizione per non far vincere Giorgia Meloni onestamente è una cosa che non convince gli italiani, ma non convince personalmente neanche me. Non si può pensare di fare una coalizione per contrapporsi semplicemente alla vittoria altrui. Bisogna fare un progetto per il Paese che abbia senso e che stia in piedi, e abbiamo i margini per farlo, visto quello che non ha fatto questo governo, che è il terzo governo e si appresta ad essere il secondo governo più duraturo della storia della Repubblica, nonostante una legge elettorale che non dava stabilità. Quindi a dimostrazione che la stabilità si può avere anche senza una legge elettorale. Dopodiché è chiaro che se ci sarà un obbligo normativo, vedremo il confronto maggioranza-opposizione, non mi scandalizza che la maggioranza dica dialoghiamo con l'opposizione, poi se però non c'è un accordo abbiamo i numeri per approvarla. È sempre stato così, sì, non è una cosa che fa cadere dalla sedia. Hanno i numeri, quindi approveranno la legge elettorale che ritengono di dover approvare. E hanno già anche il potenziale premio, nel senso non c'è dubbio su chi non sarà il loro candidato. Non hanno certamente quel per un elettore invece progressista sarebbe importante. Ci sono diverse strade, la strada probabilmente più percorribile è quella delle primarie di coalizione. Però, ripeto, secondo me noi dobbiamo partire da un presupposto: serve un progetto serio per il Paese. Patuanelli, tornando sulla questione che lei diceva prima, dobbiamo anzitutto accordarci sui programmi, perché non possiamo andare lì soltanto a fare l'opposizione di Giorgia Meloni, non è così insomma, che si può vincere un'elezione. E proprio l'Ucraina è sicuramente, così come altre partite, non tutte, perché per esempio sul Medio Oriente avete posizioni molto più simili, però di politica estera, in particolare l'Ucraina, è una di quelle su cui sembra complicato che voi possiate avere una posizione unitaria, perché il PD, lasci stare che ovviamente ieri, essendo voto insieme, ha votato contro la fiducia, ma alla Camera da sempre, insieme ad altre forze del campo progressista, penso a Più Europa, penso a Italia Viva, ha sempre votato a favore ovviamente degli aiuti all'Ucraina, a differenza vostra e di AVS. Su questo punto che cosa direte a chi vi dovrà in caso votare? Cioè quale sarà la posizione di un campo progressista sugli aiuti all'Ucraina? Più in generale sui temi della politica estera sarà uno dei tavoli di confronto più complicati da fare nel campo progressista, questo è del tutto evidente. La nostra posizione è sempre stata molto simile agli amici di Alleanza Verdi e Sinistra. Io credo che la segretaria del Partito Democratico in realtà pensi molte delle cose che noi diciamo, ma probabilmente all'interno del Partito Democratico delle parti che invece hanno una posizione diversa, quindi però è un problema che va gestito da parte del Partito Democratico. Io credo che oggi noi non abbiamo mai detto che l'Ucraina deve alzare bandiera bianca, siamo partiti da un presupposto diverso rispetto alle forze di maggioranza e anche probabilmente alle altre forze del campo progressista. Non abbiamo mai pensato che l'obiettivo della Russia e di Putin fosse invadere l'Europa, arrivare con i cosacchi a Porta Pia ad abbeverare i cavalli. Non crediamo che era questo il piano di Putin. Putin ha fatto quello che voleva fare nei primi 3 mesi di conflitto, lì si è fermato, solo che mantenere quella posizione senza dire a Zelensky guarda basta, adesso bisogna mettersi a un tavolo perché tanto quei territori purtroppo dovrai cederli, si poteva fare 3 anni e mezzo fa e non dopo 3 anni e mezzo di morti, perché in questo passaggio c'è stata distruzione, morti, sia da parte russa che da parte ucraina, civili, bambini, persone che non hanno nessuna colpa, e c'è stato un impoverimento complessivo, perché poi è chiaro che anche dal punto di vista economico l'impatto del conflitto sia sui territori che sono oggetto di conflitto. È colpa degli ucraini che non gli ha ceduto i territori suoi, che tuttora la Russia non occupa in completo? Io vengo da un territorio che ha perso completamente la sua terra dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente parlo di Trieste. Noi abbiamo perso perché abbiamo perso la guerra. E purtroppo è così. Le guerre finiscono in 2 modi. L'Ucraina non l'ha persa la guerra. L'Ucraina ha perso un pezzo dei suoi territori subito e dopodiché, grazie agli aiuti militari occidentali, ha fatto sì che quella situazione si stabilizzasse, ma quella è la situazione che Putin voleva stabilizzare dall'inizio. Servivano milioni di morti, perché di queste sono le cifre che parliamo, in 4 anni? Non si poteva. Noi continuiamo, l'ho già detto più volte, non lo dico io, lo diceva Einstein, la stupidità è fare sempre la stessa cosa pensando di avere un risultato diverso. Noi da 4 anni che l'Occidente fa sempre la stessa cosa, sperando che a un certo punto Putin dica vabbè, ho scherzato, me ne vado, torno a casa. Non succederà. E sul piano militare non c'è la possibilità di riconquistare i territori che l'Ucraina ha perso nei primi 3 mesi. Questo è un dato di fatto. Vogliamo continuare a vedere morti per strada in Ucraina? E continuiamo così.
Va benissimo. Su questo ne sono assolutamente convinto. Il Presidente Romeo ha appena politicizzato totalmente il referendum, no? Perché ha detto tutti gli elettori di centrodestra devono andare a votare e devono votare sì, e tutti gli elettori, io dovrei dire che tutti gli elettori di centrosinistra devono andare a votare e votare no. Ricordiamo che tra i sì c'è anche qualche elettore di centrosinistra, fra l'altro. Sì, ma anche di destra che voterà no. Ed ma l'appello io lo faccio alle forze io invece vorrei che fosse così, e invece il mio appello è a tutti gli italiani di andare a votare e di ragionare con la loro testa, a prescindere dalle composizioni politiche del sostegno del sì al no, votando nel merito di questo referendum, che io penso che sia totalmente sbagliato, perché non è una riforma, nonostante la Meloni dica che è una riforma che efficienta la giustizia, non efficienta la giustizia. L'aggressività di alcune cose che viene messa nel campo del progressista mi sembra di vederla più dall'altra parte, no? Quando si dice non ci saranno più casi Garlasco, casi Tortora. Neri Nordio ha detto che non è, cioè l'ha detto lui, insomma, non farò certo, campagna parlando di Garlasco. L'ha fatto il Presidente del Consiglio, però ha citato il caso Garlasco il Presidente del Consiglio. Il caso Tortora è un caso in cui intanto c'erano testimonianze inventate, quindi anche il PM forse non ha capito che non erano credibili testimoni, però stiamo parlando di sentenze non definitive in cui a un certo punto il giudice non ha accolto le richieste del PM. Più di indipendenza di così? Nel 41% e le conseguenze per quel PM? Questa è un'altra questione. No, perché poi, come lei sa, è una delle questioni. Certo, perché una delle questioni è il substrato di questo ragionamento è l'organo di disciplina interna della magistratura, cioè il CSM, come viene composto. Ma perché il sorteggio dovrebbe cambiare qualcosa? Perché separare i CSM dovrebbe garantire un maggiore... Cioè, oggi il CSM che sanziona eventualmente sia i PM che i giudici ha una composizione probabilmente spostata sulla parte dei giudici, e non sanziona i PM, e dopo che i PM decideranno di se stessi ci saranno maggiori sanzioni, secondo voi? Ma perché? Sulla base è l'alta corte disciplinare, Stefano, che decide la disciplina dei magistrati, è una cosa diversa. È più alto grado che, come dire... Tra l'altro voglio capire come si coniuga l'alta corte con il principio costituzionale del giudice naturale, che cambia anche per i procedimenti precedenti. Quindi chi oggi sta facendo un processo, ha un procedimento, eccetera, domani verrà giudicato all'alta corte, che non è il giudice naturale di oggi, quindi secondo noi è anche incostituzionale quel pezzo di riforma. Però il vero cuore di questa riforma, e poi chiudo, perché io ci tengo a dire quello che penso veramente su questa riforma, è che non c'è una separazione di funzioni. Perché c'era già stata. C'è una separazione di carriere, che significa concorsi diversi per PM e giudici, e che significa percorsi di formazione diverse tra PM e giudice. Questo significa che la testa del PM non sarà più improntata come la testa del giudice all'accertamento della verità, ma sarà improntata a far condannare l'imputato. Come oggi l'avvocato difensore ha come obiettivo non l'accertamento della verità, ma che il suo cliente il suo assistito, il suo cliente venga assolto, domani il PM avrà come suo obiettivo che quell'imputato venga condannato. Vabbè, perché oggi com'è che... il 41%... allora, un secondo, Stefano, perché il 41% degli rinvii a giudizi si chiudono con il PM che chiede l'archiviazione. Non succederà mai più. No, è solo un secondo, Stefano. L'ha detto bene Giulia Bongiorno. Cioè il cittadino ha diritto di essere giudicato da un giudice che quando emette la sentenza non deve essere condizionato da un PM che, perché appartiene ad una corrente forte della magistratura, se gli dà torto potrebbe sostanzialmente stroncargli la carriera. È questo il punto vero, Stefano, è questo qui. Il giudice deve essere libero di poter dire se è colpevole, è colpevole. Voi i giudici non sono liberi? No, perché in tanti casi i giudici, per paura di dare torto al PM, che poi alla fine fa parte della corrente, al CSM che determina le carriere dei magistrati, dice se gli do torto io sono finito con la mia carriera. Potrà cambiare? Perché cambia? Perché il sorteggio che esiste già nella nostra Costituzione, perché per esempio se si vuole mettere
in discussione il Presidente della Repubblica piuttosto che la Corte d'Assise. È già un sistema che è inserito all'interno della nostra Costituzione, avvenga anche intanto il sorteggio avviene tra magistrati, non è che avviene tra noi. Ma perché il sorteggio dovrebbe essere la morte delle correnti? Allora, se io togliamo il CSM dalle mani dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, che è un'associazione privata che controlla un organismo costituzionale, diciamocene tutte, ma anche Travaglio era d'accordo al sorteggio come Gratteri, però vedi Stefano, e non è un sorteggio puro, però, il problema è questo, il problema è questo qui, adesso puro o non puro è che se le cose le fa la sinistra, allora sono tutte belle, tutte perfette. Le fa il centrodestra, diventano brutte e cattive. Ti faccio un esempio. Cosa c'entra Travaglio con la sinistra? Ho capito, ma in generale, Gratteri e tanti altri, se le cose le fa il centrodestra non va bene, se è così, dai, in Italia è sempre stato così. Questa è una riforma di sinistra. Nessuno voleva dare l'impunità agli agenti, ma una maggiore tutela e garanzia perché non scattasse l'automatismo che di fronte all'adempimento del dovere uno comunque debba essere iscritto al registro degli indagati. Invece continua a essere così. No, perché viene iscritto su un atto separato ed è diverso. È diverso il nome del registro. Perché l'avviso di garanzia, tu lo sai che nel nostro paese tu ricevi l'avviso di garanzia, lo ricevo io, subito la gente è portata a dire hai visto, ha ricevuto l'avviso di garanzia, sarà condannato. Sarà uguale, hanno creato un pezzo del registro degli indagati specifico, è uguale. Mi faccia fare una domanda sul decreto sicurezza. Tra le cose che voi in queste settimane, in questi mesi avete sempre chiesto era per esempio maggiore finanziamento per quanto riguarda la sicurezza rispetto alla microcriminalità alle città, c'è anche questo, no? Tra le varie provvedimenti mancano passati. le risorse però per farlo, perché non è che si fa gratis, no? Quindi il tema è oggi parlare di sicurezza nelle città significa aumentare i presidi di sicurezza, aumentare le forze dell'ordine, aumentare la pianta organica raggiungendo gli obiettivi di pianta organica delle forze dell'ordine. Ricordo che da 2025 rispetto al 2024 le forze di polizia dato Ministero dell'Interno hanno perso 3.000 persone, 3.000. Da 95, se non ricordo male, da 95.000 a 92.000 poliziotti. Certo, sono state fatte le assunzioni, ma soltanto per limitare l'effetto del sistema pensionistico che manda in pensione. Non sono conteggiati 13.000 assunti che saranno assunti quest'anno, però sì, quest'anno ne vanno in pensione. Sì, ne andrà in pensione qualcun altro, però comunque 12.000, la fine la pianta organica non aumenta. Tu lo sai anche che è difficile fare i concorsi nel nostro paese, ci vuole una vita a fare i concorsi. Però bisogna iniziare a farli. Certo, ma abbiamo assunto 36.000 persone in 3 anni. Guardando quello dei notai ultimo. Grazie a Dio. Molte delle cose che la Lega e altre parti del centrodestra volevano in questo decreto sicurezza, che è uscito 24 giorni dopo l'annuncio del Consiglio dei Ministri, ieri in Gazzetta 5 febbraio il Consiglio dei Ministri, quindi 22 giorni, grazie a Dio non ci sono, perché altrimenti il poliziotto di Rogaredo non sarebbe stato non sarebbe stata fatta neanche l'indagine. Ma non è assolutamente vero. È quello che chiedeva il centrodestra. La Sardone a spese nostre ha preso un aereo da Bruxelles per andare sotto il punto di polizia a dire libero subito. Stefano, avete fatto una figura da si è mai permesso, ha mai pensato di garantire impunità a nessuno. Nessuno al di dire sopra che della non ci legge. deve essere neanche l'indagine significa impunità. No, noi abbiamo detto che non doveva scattare l'automatismo e che prima di indagare un agente il PM facesse delle opportune verifiche e approfondimenti. Se questi approfondimenti veramente vedono che non c'è un'evidente causa di giustificazione, adempimento del dovere legittima difesa, allora il PM quindi fare un lavoro preventivo. Così, invece oggi invece scattava l'automatismo. No, oggi scatta l'indagine e deve scattare sempre. Posso chiudere solo? Da parte nostra mai e poi mai abbiamo pensato che qualcuno in Italia, che sia un agente, un cittadino o un magistrato, possa essere al di sopra della legge. Tutti dobbiamo rispettare la legge italiana. L'avete detto in tutti i modi. Il poliziotto che spara per legittima difesa, se è evidente la legittima difesa. Nella stragrande maggioranza dei casi, per il 90% spara per legittima difesa. Nel 99, non nel 90. Ci sarà qualcuno che sbaglia, qualcuno come in questo caso. Bene, la magistratura nel 99%, non nel 90 spara per legittima difesa, ma io voglio 100 indagini che mostrino che quei 99 sono assolutamente innocenti e che quell'1 invece deve andare in galera. Ok. Avete su questo ovviamente posizioni distinte, ma era inevitabile. Comunque c'è soddisfazione da parte vostra per come alla fine questo decreto è venuto fuori, e da parte vostra dite comunque è meno, insomma,
è meglio di quello che era l'iniziale versione, posso riassumere così. Ci sono alcune cose rispetto agli armi da taglio, il problema è che condividiamo. Quindi. Vabbè, grazie a Paolo Anelli.